Presso la Galleria Elly di Preganziol sono esposte le opere dell'artista olandese ma residente a Bruxelles, Kees van Eyck, e questo dà senza ombra di dubbio un tocco di internazionalità a questa galleria, internazionalità che ha un lungo trascorso in quanto già numerosi artisti provenienti da varie parti dell'Europa ma anche del mondo, in quanto siamo riusciti a toccare l'Iran e il Giappone. Abbiamo l'artista qui presente in mostra e poniamo subito a lui una domanda fondamentale per ogni artista. Maestro, cos'è per lei l'arte? Tutta la mia vita è liberare il mio spirito e la mia anima. Spirito ed anima liberi dunque, una sorta di propensione della propria interiorità che emerge lentamente e si catalizza nel dipinto stesso. L'artista viaggia molto in varie parti d'Europa, infatti per alcuni periodi ha avuto la possibilità di risiedere in Italia, in particolar modo in Lombardia. Per me e per mia moglie senziamo molto bene a Lombardia, a Italia, perché a Italia io sento anche un'anima libera e di persone, di gente italiana aperto sicuramente per arte, e per me è formidabile. Io sento molto alla casa. Nelle opere del maestro emerge un interessante amalgama dove emergono tratti sia veristi e sia surrealisti. Il mio influenza sono per esempio René Magritte, e altro esempio è Salvador Dalì. Surrealismo è un stile, è un tema vicino di mia vita, di mio corpo, animo. Il surrealismo dunque come mezzo per esprimere un atto mentale che è proteso non solo alla libertà espressiva ma anche alla libertà intellettuale. Nelle opere del maestro sono presenti colori molto chiari. Io vivo con te questo secolo e io voglio esprimere una vita chiara, perché anche oggi noi viviamo a un secolo scuro, è scuro perché di guerra e di violenza. Questo è un tema molto importante per me. Violenza è contro l'umanità. Dunque questo chiarismo trova sostanza interiore come modalità per recuperare quella bellezza capace di combattere la violenza, la discriminazione che molto spesso purtroppo caratterizzano il nostro tempo. Lei afferma che purtroppo nel nostro periodo siamo costretti ad accettare la violenza. Invece la sua arte propone la possibilità di allontanarsi da questa violenza. Io sono molto radicale. Credo è possibile eliminare violenza. Inizio qui. Ciro Perin. D'accordo? D'accordo?